Quando sul proprio telefono è arrivato il messaggio che l'avvisava in tempo reale di un prelevamento dallo sportello bancomat del centro commerciale dove si trovava, non ci ha pensato due volte e lo ha raggiunto, sorprendendo le due ladre che poco prima le avevano rubato il portafoglio all'interno del Piazza Grande di Pieve di Sacco, intente a prelevare. Una 75enne di Chioggia non ha esitato e ha bloccato una delle due donne con il volto coperto dalla mascherina mentre la complice si dava alla fuga. L'anziana derubata ha poi chiamato i carabinieri. Le due ladre avevano appena prelevato 1.000 euro in contanti. I militari arrivati al centro commerciale hanno identificato la ladra, risultata essere una trentenne bulgara con una lunga sfilza di precedenti per furto. È stata denunciata per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nelle tasche della donna c'erano 1.700 euro, di questi 1.000 appena prelevati con il bancomat della 75enne di Chioggia, a cui sono stati subito restituiti, e altri 700 che sono stati sequestrati. Vicino all'uscita di un punto vendita del centro commerciale è stato invece recuperato il portafogli della 75enne con tutti i documenti.